vi erano 3 editoriali con firme anonime: Ulpiano, Attila ed Euleterio contro di me, e poi il solito editoriale dell'avvocato Patti, quindi 4 editoriali, in più gli articoli con le notizie, altri 3 o 4 articoli su di me, più di mezzo giornale. Quasi l'intera prima pagina, con 3 articoli, era dedicata alla mia persona, sempre in termini, diciamo, assolutamente di disinformazione e di denigrazione. Diventa una cosa, non dico scarsamente sopportabile, perché io ho le spalle larghe e sopporto tutto, però una cosa che va chiarita agli agrigentini per il diritto dovere che gli agrigentini hanno di essere correttamente informati durante una scadenza elettorale. È chiaro che quando un giornale si inventa le notizie, come è ampiamente avvenuto col giornale Grandangolo, che ha riportato una lunga serie di condanne per invenzioni pure, non perché ha valicato i limiti della continenza, ha detto Arnone è cattivo, no, proprio si è inventata la notizia, ha scritto che Arnone si era fatto una tomba abusiva, è stato condannato, ha scritto che Arnone aveva violato i computer del tribunale, invenzione pura, è stato condannato, ha scritto che Arnone aveva redatto un bando di gara truccato per il comune di Gela, invenzione pura, è stato condannato. Allora io dico che la gente deve sapere che la gran parte di queste notizie persecutorie che pubblica il giornale Grandangolo sono appunto denigrazioni di natura persecutoria. Devo anche chiedere scusa alla mia amica dottoressa Cinzia Schinelli, perché avendo accettato di far parte della giunta in proiezione che io vorrò proporre al comune di Agrigento, è oggetto di una vera e propria persecuzione da parte di Grandangolo. Ogni settimana in prima pagina, ogni settimana la sua foto con affermazioni denigratorie. Purtroppo questa è anche la vita agrigentina.